Jurgen, vieni un attimo verso di me. Vieni, vieni, vieni. A posto, si è messo in fuoco. In fuoco? Bellone. Giro palla degli Uspicciotti del Sud. Buscemi parte. Bellone. Ancora giro palla. Ancora giro palla. Potrebbero verticalizzare. Fuori. Siamo in difficoltà. Che cosa succede? Va bene qui, signore? Cucciante, mica! La campo sbaglia lo stop e ripartono i Cannolo. Ancora con la Mantia che potrebbe calciare, non va. Si riparte con la rimessa dal fondo. Ancora Campo in mezzo a due, rischia un po'. Ancora Bellone, rischia. Vantaggio per gli Uspicciotti del Sud. Ancora Buscemi, si accentra. C'è la chiusura, poi San Marco per la Mantia che potrebbe rimetterlo nel mezzo. C'è San Marco ed è gol. Vantaggio qua per 1-0. Si riparte per 1-0. Per Buscemi con calma dal portiere. La verticalizzazione, solo Campo potrebbe andare. Ancora li punta, sono tre. Ancora Campo. Preferisce ricominciare, c'è Giuseppe Buscemi. La verticalizzazione, Bellone, ancora si ricomincia da Giuseppe Buscemi. Preferisce giocare in avanti, ma c'è San Marco in chiusura. Ancora la Mattia, palleggio. Un po' di confusione qua. Alla fine si ricomincia dal portiere. Ancora San Marco, primo controllo. Ancora San Marco. Qua rischiano un po'. Pressing degli Uspicciotti. Ancora Buscemi. Potrebbe calciare, lo fa. Portiere presente. Questo. Che devo fare? C'è il vantaggio dei Picciotti del Sud. Sheriff ricomincia dal portiere.
Ancora Yash. Verticalizzazione verso Bellone che ricomincia dietro. Ancora Sheriff. Buscemi. Ancora giro palla insistente degli Uspicciotti del Sud. Ancora Sheriff che parte. Ancora Sheriff. Risponde presente il portiere avversario. Si ricomincia dietro. Ancora Bellone. Ancora Sheriff. Più Spicciotti in svantaggio ma che continuano a fare il loro gioco. Ancora Sheriff. Bellone potrebbe andare. Si ricomincia dietro Sheriff. Sponda per Buscemi. Calcia di pochissimo. Palla lunga, c'è Sheriff. L'aggancia la Mantia e si ricomincia da Buscemi. Bellone. Bellone non si prende rischi, si va dal portiere. Buscemi, spalla alla porta, Buscemi non la perde. Ancora il portiere. Verticalizza, c'è Faldini. Ricordiamo i giocatori in prestito. Ancora San Marco, vede l'apertura, c'è la Mantia. Ancora San Marco potrebbe andare, si infila. Palla ancora alla Mantia che calcia e va fuori. Gli Ascannolo che quando hanno la possibilità di andare in avanti non ci pensano due volte. Ancora Sheriff. Punta l'avversario. Sono tre. Un po' di confusione, la palla va fuori. Ancora la Mantia in possesso del pallone. Potrebbe calciare. Lo fa! Fuori. Si ricomincia dal portiere. Buscemi. Possesso del pallone. Sheriff. Un po' scacciati qua gli Uspicciotti del Sud che in costruzione vanno in tre. Rischia un po' qua Buscemi. Yash alla fine non ci pensa due volte, la manda dall'altro portiere. Costruzione dal basso per gli Ascannolo. Ancora San Marco. Ancora Sheriff, palla al piede, prende campo. Attenzione al contropiede adesso, San Marco per 200, punta, traversa di pochissimo, un passo dal 2-0. Ancora Cedric, fuori. Ancora pressing alto degli Uspicciotti. Umbi, hai telefono? Marco, vedi se sono in live. Bellone. C'è Faldini da solo. Di nuovo. La Cedric che potrebbe rimetterla nel mezzo. Deviazione, corner. Giocano alto adesso gli Uspicciotti del Sud, vogliono rimontarla. Infatti qua il pressing dai suoi frutti. Si riparte in avanti. Entrato campo. Ancora Faldini. Si ricomincia dietro. Sheriff. C'è Campo che scala e si va a prendere il pallone. Ancora Campo. Ancora tanto possesso per gli Uspicciotti del Sud.
cercando di rompere qualche linea. Ancora Cedric. Non c'è niente qui. Ancora San Marco, verticalizzazione buona. Sheriff qua, buona palla per Faldini. Si ricomincia dietro, ancora Campo. Gioca a due tocchi, io Spicciotti del Sud alla fine vanno avanti. Ancora Faldini, Campo. C'è il vantaggio. Ancora Campo. Qua c'è una grandissima risposta del portiere. Ancora Faldini, recupero del pallone. Prende Campo. Partita vivace da una parte e dall'altra. Qua San Marco si dimentica del pallone. Ancora Sheriff. Buoni il pressing in alto. Ancora Sheriff. Alla fine è rimessa dal fondo. C'è un fallo cumulativo a favore dei rosa. Ancora subito in avanti Iascannolo. Ancora Sheriff. Campo, giro palla, Faldini a Campo, lo può prendere. Pensa al tiro dalla distanza, c'è una finta, ancora Faldini. Diciamo che le mani sono Ancora Campo per Faldini, la può mettere nel mezzo, alla fine c'è una carambola. Ancora Sheriff, 1 contro 1. Va avanti la Scannolo, colpo di tacco, ancora Sheriff, un po' di confusione. Sheriff che l'alza, c'è Cedric. 1 contro 1 verso il portiere. E qua c'è il pareggio dei Picciotti del Sud, un gran gol qua di Cedric. Ancora Campo, si ricomincia dal portiere. Yash per Faldini che è ancora solo in questa fascia. Prova un tiro di punta che non va. Con gli Escannolo che potrebbero subito ripartire in avanti. C'è un colpo di tacco ma va in favore dei Picciotti del Sud. Cedric ricomincia da capo. C'è Campo. Sheriff viene a prendersi il pallone. Ancora Cedric. Ancora Sheriff. Palla nel mezzo, c'è Faldini, non trova l'ultimo tocco, ma c'è calcio d'angolo dove potrebbero trovare il gol del 2-1. Qua ancora Cedric, lavoro spalla alla porta. Ancora Faldini che qua continua ad essere sempre da solo in questa fascia. Campo può costruire, c'è un duello, alla fine gli Ascanolo possono andare in contropiede dove sono due sempre agguerriti sul pallone, gli Spicciotti del Sud, sempre al raddoppio. Ancora Sheriff, verticalizzazione per Faldini, fine c'è la chiusura di Grasso. Dove c'è Campo? Ok. Ancora Catania, Sheriff ricomincia sempre dal portiere ma qua c'è un rischio. Yash se lo prende, restituisce palla agli avversari, c'è un tiro da fuori, ancora Sheriff che salva sulla linea, poi Faldini contro il portiere e c'è una grandissima risposta. Risultato bloccato sull'1-1 ma la partita continua ad essere vivace. Ancora Cedric, non c'è fallo a favore degli Spicciotti del Sud, posizione favorevole. Marco!
Entraci in mezzo al campo. No, ti puoi avvicinare, puoi entrare, ma... Parte Faldini e c'è un grandissimo gol qui. Gli Uspiciotti del Sud in vantaggio per 2-1. Marco, segnami il 2-1. Anzi no, perché il jolly? Niente, a posto. Ancora 200 per il portiere. Preferisce rilanciarla in avanti. La regala agli Uspiciotti del Sud che possono ripartire. Ancora Yash, verticalizzazione nuovamente regalata al portiere avversario. A mio fischio. Andiamo, dai. Si riparte dal time out con Iascannolo in possesso del pallone. Bellone ricomincia da Yash. Ancora Bellone. Campo. Ricomincia da Buscemi. Pressing alto adesso da Iascannolo che pressa in 3. Campo. Bellone ricomincia. Buona sponda qua. Buscemi. Ancora Campo. Per Bellone la rimette nel mezzo. Sponda di Setric per Campo che non va al tiro in porta. Ancora contropiede l'ennesimo degli Iascannolo che calcia ed c'è calcio d'angolo. Ancora palla ancora in campo. Ricomincia Setric con Bellone. Sbaglia qui il controllo. E c'è fallo per Iascannolo. Calcio di rigore a favore degli Iascannolo. Un po' di incomprensione, alla fine c'è solo una punizione. Comunque in posizione favorevole. Calcia direttamente in porta. Gli Iascannolo che adesso giocano con un 3-1 un po' conservativo. Ancora Buscemi in possesso del pallone, punta l'avversario. Ancora Buscemi per Campo. Rimettono in mezzo, non trova Setric. Uspiciotti del Sud che adesso hanno trovato un riferimento in avanti. Gli permette di prendere Campo molto più facilmente. Ancora Iascannolo possono andare verso la porta. Ancora ricomincia dietro, c'è Setric. Campo prova la verticalizzazione, non c'è. Ancora Setric in possesso del pallone. Buscemi non ci pensa due volte. Palla sulla linea. Un altro cambio per Iascannolo.
Si ricomincia là dietro. 200. Bellone, la chiusura. Possono andare in porta. Ancora Bellone. C'è il vantaggio. Parte il tiro. Fuori di pochissimo, ma comunque una grandissima giocata del 4. Buscemi in costruzione in 2, adesso in 3. Buscemi che aspetta il pressing avversario. Bravo, Faldini scala da Buscemi, ancora Buscemi nuovamente per Faldini, costruzione in 2. Ius Picciotti del Sud che non hanno nessun problema ad aspettare. C'è un tiro dalla distanza, si ricomincia con Iascannolo. Ancora San Marco. Buona uscita qua, palla al piede. C'è la chiusura di Faldini. Ancora San Marco. Aspetta. Ancora 200 in avanti. Buscemi, c'è l'anticipo, ancora Cedric verso la porta e c'è il 3-1 degli Ius Picciotti del Sud. Doppietta di Cedric. Rimonta completata degli Ius Picciotti del Sud. Iascannolo che adesso si trovano in difficoltà a rincorrere 2 gol. 200, ricomincia da Di Maio. 200, punta l'avversario, lo salta, va verso la porta, fuori di poco. C'era un suo compagno sul secondo palo. Si ricomincia da 200. Ancora Di Maio. La Mantia, sponda per San Marco. Tutto di prima. Ancora la Mantia. In mezzo al 3, cade giù, c'è fallo. Palla a Di Maio. È solo. 200 finora sempre più quello più vivace negli Iascannolo, sempre a trovare soluzioni e a smarcarsi. Si riparte da Yash. Buscemi, Sheriff, quindi sta giocando più arretrato. Ancora Di Maio, palla a 200. 200, ricomincia dietro, San Marco, che si prende un rischio, esce comunque palla al piede, ancora San Marco, per la Mantia, nuovamente sovrapposizione di San Marco, c'è il contrasto di Faldini. Si ricomincia da una rimessa, ancora Di Maio. Ancora verticalizzazione per Mantia, cambia lato, ancora 200. E c'è Sheriff in chiusura. Ancora San Marco in mezzo a 2, se la trascina fuori. C'è nuovamente rimessa. Ancora 200. Cade giù, non c'è niente e Campo può andare verso la porta. Ancora Campo per Faldini e trova il 4-1. Un grande pressing qua degli Ius Picciotti del Sud.
Si ricomincia 4-1 per i Picciotti del Sud. Ancora San Marco. Sempre 3-1 degli Ascannolo. Trovano qua una chiusura di Faldini che è sempre pressing alto degli Picciotti del Sud. Palla nel mezzo. Il portiere quello. Sì, Yash. Si riparte con il secondo tempo, 4-1 per i Picciotti del Sud. Ancora San Marco, punta l'avversario, può cambiare lato ancora. Campo a contrasto, 200. Prova Buscemi dalla distanza. Ancora Ascanola che adesso vanno in costruzione in 2, non più a 3. Sempre 2-2. Ancora la Mantia, lavora a spalla alla porta, ancora 200. San Marco è solo, può ricominciare, lo fa. Fine c'è un controllo sbagliato qua da 200, uno dei pochi errori della sua partita. Faldini, Buscemi da dietro. Ancora Buscemi, Sheriff lateralmente. Aspetta un compagno, va in avanti per campo. Ancora Sheriff. Palla fuori. .200 cerca un compagno. San Marco ricomincia ancora dietro da 200. 200 parte palla al piede, scarica per San Marco che prova dalla distanza. Si ricomincia da Yash. Ancora Sheriff in costruzione. In avanti per campo, non rischia. Faldini ancora dietro da Buscemi. Sheriff sbaglia quel controllo, buona chiusura di San Marco, trova ancora campo, sempre al raddoppio. Faldini ricomincia dal portiere. Ancora Faldini recupera il pallone, se lo fa restituire, si prende la rimessa. Buscemi da solo, aspetta un compagno. Buscemi porta palla, grande palla qua per campo. Questo è un grandissimo pallone per Buscemi che ha trovato un'imbucata in mezzo a due avversari.
200, trova San Marco, si fa rivedere nuovamente 200, palla per il numero 26, Catania potrebbe rimetterla nel mezzo. Ci provano ancora Yash Cannola, adesso salgono tutte e 4 a finalizzare l'azione. Ancora Yash per Buscemi, ancora Sheriff, palla per Campo, sbaglia l'appoggio, si ricomincia dal portiere avversario. Ancora 200, la Mantia, grande palla qua per San Marco, escono dal pressing, ancora palla per Catania, è da solo in mezzo a 3, Catania ci prova comunque, Sheriff si dimentica del pallone, ancora Faldini, sbaglia qua, c'è il tiro, la Mantia accorcia la distanza, 4-2, ma qua c'è un grande pressing degli Ascannolo che accorciano le distanze del 4-2. Stavamo di cominciare a mandare il reel. No, dopo. Mandali. Però con airi troppo me li dovevi mandare. E allora mi cancello. Fatti dare il telefono di Simona o di Umberto. Faldini. Ancora rimessa, sempre in possesso degli Uspicciotti del Sud che si riposizionano con un 3-1. Ancora Buscemi, palla dentro per Faldini e poi Campo, c'è una pallonata qua per Catania che cade giù. Non ho capito, vai. Campo, palla al piede, Campo.
Fai il reel, tranquillo. Quanto stanno? 4-3 hanno fatto gol, vedi? Non lo so, sai, sono arrivato e non l'ho visto. No, mi ha detto 4-2. Lo so, Ciao, però Cri. Lui mi ha detto 4-2. Oh. Jurgen, il risultato 4-3, vero? 3? loro 4 noi 3. Ok. Ma quando è che ha segnato? Che alla Toni, perché puoi vedere calcio. Corciono le distanze, Iascannolo, San Marco prova dalla distanza, Faldini ricomincia l'azione. Non c'è fallo, ancora Augello, solo contro il portiere. Grande parata qua di Yash che impedisce il pareggio. E ce la fa Samuele ti giuro. Oh, io ho perso la panchina. Ancora Di Maio, sponda per la Mantia. Sì, Per Augello, Buscemi chiusura, ancora Augello, palo, a un passo dal pareggio. Iascannolo, qua stanno rischiando tanto gli Uspicciotti del Sud che stanno soffrendo la pressione in alto degli Iascannolo. Ancora Faldini, palla in avanti, c'è Cedric, non trova il pallone. Sempre isolato Cedric in questo secondo tempo, ma un grande lavoro spalla alla porta. Ancora Di Maio, palla per la Mantia, potrebbe mettere nel mezzo, prova a calciare, non va, ma assedio per ora degli Iascannolo. Stanno interpretando davvero bene questo secondo tempo adesso. Ancora Cedric, San Marco chiude, rimessa per gli Uspicciotti del Sud. Ancora Sheriff, ricomincia da Buscemi, va a scalare Sheriff, Faldini contro, grande parata qui, un po' di confusione. Ancora Cedric, preferisce andare dietro da Buscemi che potrebbe calciare, ci pensa, lo fa. Ancora rimessa per gli Uspicciotti del Sud. Ancora Faldini nel mezzo, ancora per Buscemi, classica giocata, Buscemi, palla nel mezzo, San Marco chiude, Di Maio non la vuole buttare, giocano comunque gli Iascannolo, palla a San Marco, cambia lato, è uscita dal pressing, ancora San Marco, chiusura di Cedric, ancora San Marco in avanti per Augello, chiusura ancora all'ennesima di Cedric, palla in avanti per Faldini. Ancora l'ennesima chiusura del portiere che sta facendo una grande partita. Ancora la Mantia per Augello. Ancora Augello, Sheriff in rimessa. Partita piena di duelli finora. Ancora Augello per San Marco. Ancora San Marco, rischia da dietro. Cedric in chiusura. Ancora Sheriff. Sheriff lo punta. Può calciare, preferisce andare da Cedric che sbaglia il controllo e la regala agli Iascannoli che possono ripartire. Ancora 200 in mezzo a 3, 200 può calciare, lo fa, e ancora Yash in corner. Prendigliele, sono bianche e verdi, le sono sopra. Ancora Yash gioca corto da Faldini. Bellone un po' sbaglia un po' il controllo, ma gestisce perfettamente. Ancora Campo si inserisce, scarica e va sempre. Uno di quelli che ha corso di più in questa partita. Alla fine il portiere la salva e manda laterale, il pallone non in corner. Ancora Campo trova un varco, ancora Campo, palla Cedric, sbaglia l'ultimo passaggio. Un po' di incomprensione tra i due, poteva calciare. Ora Bellone può calciare, Bellone ricomincia da Faldini. Ancora Faldini ricomincia da Bellone. Bellone può calciare, ci pensa, lo fa! E c'è una grande risposta del portiere qui.
Ancora Campo. Batte lui questo calcio d'angolo. Tocchi sbagliato del calcio contropiede. Augello. C'è un contrasto e rimessa ancora in favore degli Ascannolo, che vogliono assolutamente pareggiare questa partita. Augelli in mezzo a due. Passa il pallone nel mezzo, ancora Faldini in chiusura. L'ennesimo contropiede di questa partita. Uspicciotti verso la porta avversaria. Cedric punta l'avversario, va a calciare e prende il palo esterno. Dacci mezzo centimetro, non ci fa pigliare, dacci 3 metri. Di Magli in costruzione. Trova Augello. Per Grasso. Ancora Campo. Cedric da solo, punto all'avversario. Ancora Cedric, grande palla qua per Faldini ed è un grande gol questo. Grande passaggio di Cedric ed è 5-3 per i Picciotti del Sud. Si ricomincia dietro da Di Maio. Chiusura, chiude una linea Cedric, può andare a calciare, non lo fa, aspetta un pochettino, ma prende comunque un calcio d'angolo. Campo rientra, non c'è nessuno, va a calciare ed è ancora calcio d'angolo per i Picciotti del Sud. Torniamo. Per Di Maio, palla per 200 che può andare, c'è un'ottima chiusura qua di Bellone, corre verso la porta, c'è Cedric, può fare tripletta e la trova. 6-3 per i Picciotti del Sud, pericolosissimi quando non hanno la possibilità di ribaltare il campo. 6 gol, 3 per Cedric. Oh, vita, non vai sei. C'è uno che protesta troppo e fa la persona di Devi già squadra, Sky. Ma che te? Sono una vicino Mariano. Ma te fai X troppo in avanti. Vero? No, faccio vedere io a parte. Si riparte dal time out, il risultato ancora bloccato sul 6-3. Hanno appena trovato la via del gol gli Uspicciotti del Sud dopo un momento di difficoltà dove erano più gli Ascannola a trovarsi davanti alla porta. Si ricomincia da Yash. Solita costruzione dal basso, ancora Campo. Ancora Di Maio, ancora Campo, l'ennesimo contrasto, alla fine ricomincia Bellone. Regalano la palla al portiere avversario. Riparte l'azione con San Marco, che ci pensa 2 volte ad andare in avanti. 200, dribbling, lo salta, può calciare ed è un grandissimo gol qua di 200 che accorcia nuovamente le distanze del 6-4. Ehi. Ok, scrivimi un messaggio nel gruppo, scrivi 206-4. Bellone ricomincia dietro dal portiere, ancora San Marco
nuovamente pressing alto dagli Ascanolo, che adesso non hanno veramente nulla da perdere perché manca davvero poco alla fine del secondo tempo. Faldini di tacco per Campo, trova un'ottima soluzione, ancora Campo, si allunga il pallone ma va fuori. Faldini preferisce calciare dalla distanza, c'era Bellone da solo sulla fascia. Ancora Di Maio, porta palla e trova San Marco. San Marco in avanti per la Mantia, sbaglia il tocco. Dalla rimessa Faldini, Bellone, ancora Cedric, ottimo controllo, poi San Marco sbuca fuori, San Marco ancora per la Mantia, azione un po' confusionaria, Cedric di corpo, ancora 200, può calciare, e 6-5, doppietta di 200, adesso manca solo un gol per il pareggio. Grande prestazione fino a qua di 200. Porta imprevedibilità ai suoi. Ancora San Marco per la Mantia. L'appoggio San Marco troppo lungo, ci arriva comunque. La chiusura di Yash. Ed è comunque rimessa per gli Uspicciotti del Sud. La palla era già fuori. Invece no, calcio d'angolo. Va dalla battuta San Marco. Di Maio. Campo. Srica via il pallone, ancora Campo verso la porta, sbaglia l'appoggio. C'è un contrasto là dietro ma non c'è assolutamente niente. Di Maio per la Mantia, sbaglia qua l'appoggio. Rimbalza qua il pallone. Portiere recupero tutto, perciò non perdere tempo perché il recupero pure si secondi. Dai, ora qua Faldini. Ancora Faldini. Voglia di distanza, ce l'hai, giochiamo. Sempre lui lateralmente, Sheriff. Non rischia. Ancora Campo, l'ennesimo contrasto. C'è il vantaggio qua degli Uspicciotti del Sud. Grande palla qua di Faldini. Cedric la rimette nel mezzo. Parla al portiere, c'è il cumulativo sul campo. Ancora San Marco. Finta di lanciare, ricomincia da Di Maio. Costruzione ancora in due. Grandissimo controllo orientato qua di 200. Si trascina la palla fuori però. Ed è nuovamente possesso per gli Uspicciotti del Sud. Sheriff in possesso del pallone. Scarica da Cedric. Rischia qua un pallone. San Marco può andare verso la porta. San Marco sterza. Ancora Catania che cade giù. Ancora San Marco in mezzo a due. Può calciare. San Marco la gioca su 200. Ancora 200. Non calcia. C'è Yash. Cerca Faldini. Buono stop qua. Non va. San Marco in possesso del pallone. Di Maio. Da 200. Controllo orientato. 200. Non la vuole perdere. Ricomincia da Di Maio. Ancora 200. Anticipo di Sheriff. Qua sbaglia il passaggio e poi Faldini. Ehi Giusco. Ciao frate, a posto? A posto, ma non va. Non va? Non va. Che cosa non va? Guarda che non va. Finisci questo. Cerca il colpo di tacco Faldini, cerca l'Eurogol. Campo. Passa comunque il pallone, 200. Punta Sheriff, 200. Può metterla nel mezzo. Forse un tocco di troppo.
Buscemi in possesso del pallone, preferisce non forzare. Non c'è fallo qua, 200. Cercate il tiro del pareggio. Un po' di confusione qua tra compagni. Cercano di approfittare di Scannolo. Palla nel mezzo, c'è Faldini, solo contro 3, preferisce andare in avanti. Ancora Faldini, viene chiuso. C'è rimessa. Da Buscemi. Buscemi rischia qua da dietro. Ancora Buscemi, viene chiuso da San Marco. Grandissimo contrasto questo. San Marco prova il tiro, non riescono, rimpalla, attenzione. Grasso, ancora. Alla fine il portiere si riprende il pallone. Ancora Faldini, grandissimo stop qua di petto. Ancora Faldini, in mezzo a 2. Faldini di corpo, di fisico, la protegge, prova a ricominciare. Alla fine c'è un rimpallo a favore degli Spicciotti del Sud. Campo cerca un compagno nel mezzo, trova Buscemi. Faldini, Sheriff. Cercheranno il possesso palla. Buscemi prova il pallone in avanti, trova comunque lo stop di Faldini. Ancora Sheriff con un tunnel, allunga troppo il pallone e lo restituisce agli avversari che ne possono approfittare adesso. Partita veramente vivace, solo un gol a dividere le due squadre. 6-5. Partita piena di gol, di occasioni da una parte e dall'altra. Campo, ancora contrasto degli Ascannolo, che ripartono con una rimessa. San Marco sempre in costruzione. Di Maio, ancora Di Maio, Faldini chiude, c'è fallo. Rischio io, portiere. San Marco può provare il tiro che può valerne il pareggio. Calcia in porta, non va. Faldini da solo, libero di costruire come preferisce, alla fine diventa un tiro in porta. San Marco in costruzione da Di Maio, esce forte Faldini. Ancora Augello da San Marco, che può calciare, lo fa e trova Sheriff. E calcio di rigore. Trova il pareggio, la rete di San Marco, 6-6 e c'è la fine della partita.